Termina un 2011 ricco di soddisfazioni per le ragazze del Verona femminile che festeggiano qui all'Antares di Villafranca questo Santo Natale e il nuovo anno. Un Verona che termina questo 2011 al secondo posto della classifica, termina il 2011 superando il turno di Coppa Italia e soprattutto guarderà a un 2012 sicuramente ricco di soddisfazioni. Andiamo a sentire qualche protagonista e poi a vedere le immagini salienti di questo 2011. Mister, è tempo di regali, le ragazze le hanno fatto un regalo, un 2011 che si chiude bene. Sì, si è chiuso benissimo, non era iniziato nel migliore dei modi, però queste ragazze sono state eccezionali, ci hanno fatto ottenere dei risultati che nessuno si aspettava. Ora però mi aspetto il regalo più bello, che sarebbe un 2012 ancora migliore, magari con qualche trofeo. Cristiana, è una finale di 2011, un po' di sofferenza per te a vedere da fuori le altre ragazze, insomma, cosa ti auguri per te e per la squadra per il 2012? Allora, a parte queste compagne deficienti che mi ritrovo, spero che il 2011 mi riservi un po' di fortuna. No, e niente, sono contenta che la squadra sta andando bene e spero che il 2012 mi porti un po' di fortuna, no, come mi ha portato il top di Cantoro che purtroppo mi ha fatto infortunare e mi sono rotta. Come hai trovato queste ragazze? Sono disponibili, sono simpatiche, sono brave? Sì, tutto questo. Allora, vorremmo una massima del signor Beppe. E qua sta partendo un coro. Una volta. Dai, fagli auguri di buon Natale. Dai, auguri di buon Natale a tutti e lavoriamoci. Come vedi tu questa squadra? Come l'hai vista nel 2011? E come la vedrai nel 2012? Allora, l'ho vista molto bene, specialmente dopo che è uscita una giocatrice, hanno vinto tutte le partite. E allora mi sto chiedendo, ma serve questa giocatrice o non serve? Penso proprio di no. Le ultime parole famose.